La svolta era arrivata, un altro stop non ha fatto bene per uscire dalla zona pericolosa. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Gerazzi, siamo live dal Giorgio Matranga e Castellammare Accademia Trapani, 27ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Si torna in campo dopo la sosta di Pasqua, si vuole prendere questo derby, l'Accademia dentro la lotta per togliersi dalla zona playout e salvarsi direttamente. Il Castellammare però punta a tornare alla vittoria in casa dopo aver perso in più senza segnare contro Nissa e Pro Favara. Le due formazioni, novità in porta assoluta per Mione, c'è l'esordio tra i dilettanti da titolare per Flavio Manna, portiere classe 2006, a destra torna titolare Cagliozzo, a sinistra c'è Amato per prendere il posto di Tarantino squalificato. A centrocampo Messina parte dalla panchina, gioca Milana, in panchina c'è anche Capitan Cardinale al rientro dopo 3 partite, sente ancora va in attacco, che oggi sconta l'ultima giornata di squalifica. Confermato il tandem Danilo Terranova Taibi, dunque 4-3-1-2 per Giuseppe Mione, Manna in porta, Cagliozzo Caronia, Frisella e Amato in difesa, centrocampo Musso, Mattia Terranova e Milana, Calagna dietro Taibi e Danilo Terranova. In panchina Di Paola a disposizione per la porta, poi Cardinale, Chifari, Cina, Galofaro, Gambino, Messina, Oliveri e Pizzolato. 3-5-2 invece per Vincenzo Melillo, assenza dell'ultima ora, quella di Tempesta, torna a disposizione York, così come Jargiu in difesa, titolare dopo un mese, Accademia dunque con Mistretta in porta, Jargiu, Campanella e Perricone in difesa, Cammareri, Iannazzo, Secum, Agnello e Barracco a centrocampo, in attacco Nolfo e Guaiana, coppia d'attacco dei due ex della partita, tutti comodi. È iniziata Castellammare Accademia Trapani. La squadra di Melillo ha a disposizione in panchina Giliberti per la porta, poi Marrone, Oddo, Bie, York, Rosato, Saul Castiglione, Anteri e De Benedictis. L'arbitro della partita è Alessio Marino della sezione di Asireale, assistito da Gabriel Battista Castelletti di Caltanissetta e Pietro Fardella della sezione di Palermo. Clima abbastanza sereno qui a Castellammare del Golfo, ottimo per una partita di calcio. Castellammare in maglia rossa e pantaloncini blu scuri, Accademia Trapani invece in tenuta gialla e pantaloncini azzurri. Dunque nessuna delle due squadre veste i propri colori sociali in questa partita. Avanti subito l'Accademia Trapani con il passaggio di Guaiana a cercare Federico Nolfo, pallone messo in fallo laterale. Dicevamo dei due ex della partita, Guaiana e Nolfo. Per esempio Nolfo a Castellammare ha debuttato in eccellenza in carriera nella stagione 2010-2011, dopo l'esperienza in Serie D a Trapani ha segnato 2 gol con la maglia biancazzurra, mentre Guaiana ha vestito la maglia del Castellammare in tempi più recenti, nella stagione 2019-2020, 8 gol di cui 5 in campionato e 3 in Coppa. Calcio d'angolo sì, perché c'è la deviazione di testa da parte di Frisella. E allora Accademia Trapani che si fa vedere dalle parti di Flavio Manna, subito impensierito psicologicamente, il portiere classe 2006, oggi che debutta tra i dilettanti in eccellenza. La battuta è affidata al classe 81 Najib Secum, chiede il pallone Barracco dall'altro lato, respinge proprio Manna, pallone nella zona di Mattia Terranova, colpo di testa di Agnello, scontro con fischio dell'arbitro, gioco fermo con il calcio di punizione a favore del Castellammare, atterrato Danilo Terranova. Punizione immediatamente battuta proprio a cercare il numero 11, pallone messo fuori da Lamin Jargiu. Era assente 2 partite prima di questa qui, il gambiano classe 98, l'ultima presenza nella sfida persa in casa contro il Marineo del 3 marzo. Che è stato titolare anche negli anni precedenti con la maglia dell'Accademia Trapani. Qui conclusione abbastanza centrale per Mistretta che fa ripartire l'Accademia Trapani.
Castellammare che arriva qui a questa sfida dopo un periodo non felicissimo, 2 sconfitte di fila, il 3-0 subito qui in casa contro la capolista Nissa, mentre nell'ultima partita prima della sosta di Pasqua c'è stata la sconfitta in casa dell'Athletic Palermo per 3-1. Taibi aveva momentaneamente pareggiato i conti prima dell'intervallo, poi 2 gol subiti nel secondo tempo. Tra l'altro c'è stato anche il cartellino rosso a Tarantino, che ha costretto il Castellammare a terminare la propria partita in 10 uomini. Infatti per questo match Tarantino è assente per squalifica, così come Ba, che il rosso lo ha preso durante l'intervallo praticamente della sfida contro la Nissa per eccesso di nervosismo. In quel caso però il Castellammare era già sotto nel punteggio. Castellammare che ha vinto l'ultima volta qui per 1-0 contro la Pro Favara il 10 di febbraio, quindi quasi 2 mesi fa. Il lasso di tempo è comunque notevole perché in mezzo c'è stata appunto la pausa di 2 settimane dove il campionato si è fermato per dar spazio al torneo delle regioni. Tra l'altro proprio queste due squadre, seppur indirettamente ma con i propri giovani, sono state protagoniste. L'Accademia invece nell'ultimo match disputato ha perso in casa contro il Casteldaccia, che assieme alla partita sempre in casa contro il Marineo ha praticamente fallito uno scontro salvezza importante. In precedenza al KO contro il Casteldaccia però era arrivato un successo importante in casa dell'Athletic Palermo. Adesso la squadra di Vincenzo Melillo vuole ripetersi in trasferta. Siamo troppo morbidi, queste le parole della panchina dell'ex dattilo Vincenzo Melillo. Allenatore che ha preso il posto di Alberto Amoroso, che si è dimesso e dunque Melillo ha preso il suo posto. Questa è la sua settima panchina con l'Accademia Trapani. Aveva debuttato bene con 2 vittorie consecutive, tra l'altro senza subire gol, contro Misilmeri in trasferta e Aspra in casa. 2 KO con Nissa e Marineo, la vittoria con l'Athletic Palermo, la sconfitta con il Casteldaccia. Un bilancio praticamente di 3 vittorie e di 3 sconfitte. Oggi il match qui alla Matranga importante da portare a casa per credere ancora di più in una salvezza che settimane fa sembrava un po' impossibile. Adesso si può realmente pensare ad uscire dalla zona playout. Castellammare è decisamente più tranquillo, squadra al 4° posto. Traversone in mezzo, il Tapin che manca e poi l'opportunità per Nolfo che non può calciare davanti Manna, che la fa sua. Il traversone da parte di Cammareri, prima Guaiana, poi Nolfo ad avere il pallone del potenziale vantaggio per l'Accademia Trapani, che però non c'è stato. La presa da parte di Flavio Manna. Oggi prima in panchina per il titolare in porta del Castellammare Samuele Di Paola. Aveva fatto panchina anche in occasione del 16° di ritorno della Coppa di Eccellenza Siciliana, quando il Castellammare, sempre qui in casa al Matranga, perse con l'Athletic Palermo per 3-1. In quel caso però parò Samuele Gallina, che poi
si è trasferito all'Iccarense in promozione. Non è l'unica partita questa qui che si sta giocando in questo momento della 27esima giornata della Girone A di eccellenza siciliana. Infatti si sta giocando anche un altro anticipo, quello tra Aspra e Geraci, partita iniziata anch'essa alle ore 16, risultato al momento sullo 0-1 per il Geraci. Sfida salvezza molto importante sempre per la zona playout, dove l'Aspra in questo momento occupa il penultimo posto, mentre il Geraci è appena sopra la zona playout. Prima di questo turno a pari punti con il Casteldaccia, adesso con questo momentaneo 0-1 aggancia il gruppo di squadre formato da Athletic Palermo, Oratorio Marineo e Folgore Castelvetrano. Cross in mezzo, poi c'è il colpo voluto da Calagna, pallone fuori con Mistretta battuto così, non totalmente. Castellammare che cerca la risposta, qui atterrato Guaiana. Cross in mezzo, secondo palo, troppo lungo per Nolfo. Ci ha pensato Iannazio a proporre questo pallone in mezzo. Tra l'altro Vincenzo Melillo conosce già parte della rosa dell'Accademia Trapani, dato che diversi elementi hanno giocato anche con la maglia del Dattilo. Lo stesso Iannazio è un esempio. Nolfo spalla la porta, prova a girarsi in mezzo a due, se la cava, supera un terzo avversario, poi il mancino viene allontanato da Amato in calcio d'angolo. La giocata di Federico Nolfo. Tra i ragazzi dell'Accademia Trapani che ha trovato maggiore continuità con Melillo in panchina, uno di questi è anche Francesco Barraco, lungo la fascia di sinistra. L'angolo di Secum, secondo palo, ancora Manna ad allontanare. Rimane viva l'Accademia Trapani. Batte Alessandro Cammareri. Agnello. Fallo di Danilo Terranova, calcio di punizione dal lato corto dell'area. Si è fatto notare Nolfo, così anche Guaiana, tornato oggi dalla squalifica, ha saltato la sfida contro il Casteldaccia. Oggi si riprende il posto da titolare con Saul Castiglione, che sicuramente verrà impiegato nel corso del secondo tempo. A battere il solito Najib Secum con il destro, parte morbida in mezzo, colpo di testa in calcio d'angolo di Frisella. E l'Accademia rimane in proiezione offensiva. Sempre Secum. Mettiamo lo schema.
Pallone in mezzo, deviazione in porta, c'è il gol dell'Accademia Trapani, ha segnato Aldo Perricone, 1-0, il terzo gol in campionato del difensore classe 86, l'Accademia Trapani passa in vantaggio con Perricone che si prende gli applausi dei propri tifosi arrivati qui al Matranga, 1-0. Calci di punizione, calci d'angolo conquistati dall'Accademia Trapani. È arrivato il gol di Aldo Perricone, dicevamo il numero 3 in questo campionato. L'ultimo lo realizzò il 14 gennaio a Giraci Siculo, partita persa dall'Accademia per 2-1. Mentre il primo lo realizzò contro la Folgore Castelvetrano. La reazione del Castellammare. Melillo chiede a Daniello di salire. Il calcio d'angolo in mezzo con Gergiù e Mistretta pronti ad allontanare, poi il tiro schiacciato fuori. Da parte di Cagliozzo. Giocatore molto esperto, Aldo Perricone, qui che parte della sua carriera l'ha giocata anche in Svizzera, in quello che è il livello corrispettivo dell'eccellenza in Italia. L'anno scorso con la maglia del San Vito il Capo ha perso la finale playoff del campionato di promozione proprio contro l'Accademia Trapani. Poi in estate è arrivato il trasferimento per un ritorno in eccellenza dopo tantissimo tempo. È iniziato proprio in eccellenza in Serie D nel 2002. L'inizio ad Alcamo, ha vinto i playoff, ha avuto anche una parentesi in Serie B nella stagione 2005-2006 con la maglia della Triestina. In seguito rimane tra i professionisti, fa la C1, la C2 con la Fermana, il Vellaria Igia Marina, la Massisi, il Cielano, il Siracusa, il Casale. Esperienze in Serie D con Palazzole Nissa, nuovamente la C2 con l'Ebolitana. Il ritorno ad Alcamo in eccellenza. Lì tra l'altro ha segnato l'ultimo gol nel massimo campionato regionale. Prima di segnarne dei nuovi in quest'annata. Praticamente dopo un decennio. E ancora con l'età approssimativa del ritiro che si avvicina sempre di più, continua a dare importanti prestazioni sul campo. Tutto ok, secondo l'arbitro, pallone spazzato via. Perricone ha 37 anni, per completare il discorso ne farà 38
il 29 di settembre. Giorgio, lancio lungo, voleva il lancio molto prima Vincenzo Melillo. Secum, pressione su Calagna che poi scambia con Frisella. La girata di Musso, si ritorna dietro nella difesa, ancora Giorgio di testa. Taibi attaccato da dietro, il fallo di Antonio Iannazzo, calcio di punizione per il Castellammare. Terza da titolare oggi per Dario Taibi con la maglia del Castellammare, seconda consecutiva. Con la maglia del Castellammare contro l'Athletic Palermo ha segnato il suo secondo gol. Il primo lo realizzò in casa della Super Giovane Castelbuono, quando i madoniti giocavano ancora a Geraci Siculo, in attesa del failla. Calcio di punizione, dunque 3 in barriera per Mistretta. Batte Gianni Calagna con il mancino, Mistretta, il pallone entra, Gianni Calagna direttamente sul calcio di punizione, 1-1 del Castellammare. C'era arrivato Mistretta, ma il pallone si è insaccato comunque, pareggia la squadra di Mione. Terzo gol anche per lui con la maglia della propria squadra, per Gianni Calagna, direttamente su calcio di punizione. Il gol del pareggio della squadra di casa, l'ultimo lo realizzò nel 5-0 alla Casteldaccia del 27 gennaio. E allora tutto in parità al Matranga, tutto da rifare per l'Accademia Trapani. Guaiana, profondità, colpo di testa a levar via Agnello, poi il tiro all'improvviso di Barraco. Si riparte da Aldo Perricone che guarda in mezzo, cross allontanato da Amato, la va a riprendere il Castellammare mettendo il pallone a terra, non rischiando più di tanto. Fallo stavolta commesso da Taibi. Ha pareggiato intanto l'Aspra contro il Geraci 1-1 al comunale di Bagheria. Per quanto riguarda l'altro anticipo che si sta giocando adesso in diretta. Partita che fino adesso, questa qui del Matranga, ha vissuto di lampi, di episodi. Adesso il Castellammare si carica e prova a far viaggiare Frisella. Il cross respinto da Camareri, calcio d'angolo.
occhio alle seconde palle, questo un po' il messaggio. Pallone in mezzo, allontanato di testa da Nolfo. Calagna, l'autore del gol, ha portato tutto in parità. Grazie alla sua punizione il Castellammare è tornato a segnare in casa dopo 2 partite. E adesso il Castellammare ne conquista un'altra di punizione. Altra sfida a distanza per Mistretta. Altro mancino, decisamente più facile per il portiere dell'Accademia Trapani. Agevolato anche dal rimbalzo del pallone sul terreno di gioco. Sorpassata a metà del primo tempo. Accademia che si era portata avanti grazie a Perricone al 14esimo, il pareggio al 20esimo di Calagna per il Castellammare. Lancio lungo in area, allontana di testa Frisella, l'arbitro stava anche per cadere al limite dell'area. La squadra di Melillo rimane avanti con questa rimessa. Cammareri, il servizio per Guaiana, sbaglia il cross, se ne accorge all'istante. Oltre a Tarantino e Ba squalificati, in casa Castellammare c'è l'assenza da parte di Lampo, che però è reduce dal torneo delle regioni. Assenti da più tempo invece Adamo e Ganci. Come avevo detto in apertura, invece in casa Accademia c'è stato lo stop di Francesco Tempesta. Out anche in camicia Samanna e Ghibba. Punizione Accademia. Un po' nervoso Vincenzo Melillo sulla panchina ospite. Sempre Secum, stavolta la barriera è a 5, molto folta, adesso è a 4 perché Amato si va ad aggiungere nel mucchio all'interno dell'area. Chiamato anche Taibi ad aggiungersi, dunque tutti in difesa, parte Secum oltre la traversa. Azione che si è esaurita subito.
per la squadra ospite. Pallone alzato, di testa lotta Campanella, c'è anche Perricone. Giù Nolfo, si continua a giocare. C'è stato un grande grido da parte del migliore marcatore della storia giovane dell'Accademia Trapani, ben 32 gol nelle ultime 3 stagioni tra prima categoria, promozione d'eccellenza. Si muove Agnello, il duello con Caiozzo, il fallo è di Agnello, che per un attimo ha sperato nel calcio di rigore. Sarà solamente punizione per il Castellammare. Il quadro della 27esima giornata della girone A di eccellenza siciliana proseguirà domani con le altre sfide. Ci si gioca tanto in questo finale di stagione. C'è il derby di Mazzara del Vallo tra Mazzara e Mazzara 46. La Niscia potrebbe festeggiare la promozione in Serie D, dovrebbe vincere in casa però della Folgore Castelvetrano e la Pro Favara dovrebbe perdere a Marineo. Queste sono un po' le condizioni, così arriverebbe l'aritmetica. E poi scontri salvezza importanti, per esempio c'è il Fulgatore che gioca in casa contro l'Athletic Palermo, c'è il Casteldaccia che gioca in casa contro l'Unitas Sciacca. Anche qui nulla su Nolfo. A concludere il quadro c'è la sfida tra Supergiovane Castelbuono e Don Carlo Misilmeri, due squadre ampiamente salve sotto la zona playoff, si trovano entrambe. Giorgio, gli viene chiesto di portare palla. Cammareri d'esterno trova Amato. Intervento falloso su Agnello, nuova punizione per l'Accademia Trapani. Le due opzioni degli ospiti sono queste qui. Cercare uno tra Nolfo e Guaiana, più Nolfo, oppure calci di punizione, calci d'angolo. Perricone in mezzo, allontana Musso. Pallone insidioso che era arrivato da destra con Cammareri. Pallone in profondità, oltre la porta, difesa da Manna. Il pallone scorre, fallo di Perricone su Danilo Terranova. L'arbitro per adesso non ha estratto cartellini gialli. Il Castellammare deve stare soprattutto attento perché ci sono 3 diffidati in campo, Amato, Caronia e Caiozzo, oltre all'allenatore Giuseppe Mione. Invece in casa Accademia in campo c'è soltanto Agnello diffidato, oltre a Samana che però, come abbiamo detto, è out per infortunio.
Sbagliato il passaggio in mezzo alle linee, ne approfitta Cammareri. Castellammare però spazza fuori immediatamente con Musso. Si può andare per Marino di Acireale. Giù Taibi, Agnello calcia da fuori. A lato del palo sinistro difeso da Manna. Amato, lancio leggermente deviato, la prende Cammareri di testa, la mette giù Secum. Ancora Alessandro Cammareri trova Frisella, Cammareri recupera, la prende Amato, l'arbitro però fischia fallo. In seguito all'intervento di Frisella. Secum profondo, Nolfo lamenta un colpo alla schiena, è tutto ok però. Calagna porta avanti il pallone verso la fascia mancina. L'Accademia riparte con Perricone, Iannazzo, Giargiù, vuole qualcuno a suo sostegno, poi Iannazzo trova gli avversari in mezzo a due Taibi. Calagna finta di girare contro Campanella e allora lancio lungo, Frisella, sale lui, il traversone in mezzo, pallone a vuoto di Iannazzo, Danilo Terranova fermato all'ultimo da Perricone, ancora viva Danilo Terranova, in mezzo non si arriva Mattia Terranova, ancora Frisella, dietro Calagna, limite doppio passo, tiro sporcato da Secum che recupera in tempo, pallone di Mistretta, chance per il Castellammare da un lato all'altro, quel pallone ha viaggiato, non c'è stato il vero e proprio tiro in porta, forte, potente o anche preciso. L'opportunità avuta da parte dei due fratelli Terranova, prima Danilo poi Mattia. Era risultato pesante il pallone mancato da Iannazzo, poi ci ha pensato Secum. Il girone d'andata, questa sfida l'ha vinta sì il Castellammare grazie al gol di Malik Ba, 1-0. Si parlava d'altro però con un'accademia che aveva iniziato bene il proprio campionato di eccellenza. Adesso avanza Agnello alla chance, nuovo traversone basso, capita sui piedi di Guaiana, morbido sulla linea il pallone, non c'è il gol secondo Marino di Acireale. È soltanto rimessa dal fondo con la panchina dell'Accademia che si dispera. Guaiana aveva alzato morbidamente quel pallone, lo ha recuperato all'ultimo perché stava anche uscendo dall'interno dell'area, però non è arrivato il colpo a battere Manna. Questione di centimetri dunque per entrambe le squadre, prima per il Castellammare, poco fa per l'Accademia. Entrambe sono state vicine a portarsi in vantaggio. Caronia, e la pallone di Milana
Avanza Danilo Terranova, che si ferma un attimo, poi si ricomincia da Calagna. Musso, traversione Frisella, poi inciampa dopo aver stoppato il pallone. L'azione si conclude così. Intervento pericoloso di Musso su Nolfo. Calcio di punizione. Castellammare che sì, ha amato lungo la fascia di sinistra. Frisella inizialmente può considerarsi centrale di sinistra, anche se i due hanno invertito la loro posizione, perché è Frisella a essere terzino naturale, soltanto che Amato alla numero 3 sulle spalle, che nei campionati dilettantistici è assegnata di solito al terzino della fascia di sinistra, così come il numero 2 solitamente al terzino della fascia di destra. Gioco un attimo fermo. Mione ne approfitta per dare qualche indicazione a Frisella. Appoggio di Guaiana, pallone mandato fuori, recuperato da Vincenzo Melillo in persona. Rimessa per Cammareri. Guaiana e spalle alla porta, pressato da due avversari. Tunnel su Frisella, nessun fallo. Cammareri ha allungato la gamba, adesso la recupera con più tranquillità grazie a Secum. Giargiù, gira in difesa, Campanella. Perricone, pallone verso Cammareri, prima di lui Frisella. La girata di Taibi in fascia, sale allora Frisella. Nel frattempo l'Aspra ha rimontato il Geraci 2-1 al Comunale di Bagheria. Mattia Terranova di testa, Calagna fermato da Secum, che anche rischia un colpo pericoloso. Recupero di Guaiana, cerca il tiro da centrocampo, Manna però è pronto. Tra l'altro qui in tribuna al Matranga c'è suo padre Gaspare, allenatore. L'anno scorso ha allenato il San Vitolo Capo in promozione. E di conseguenza anche suo figlio. In mezzo a due Calagna, si va a prendere anche il fallo. 2 minuti e mezzo alla fine del primo tempo, presumibilmente 1-2 minuti da recuperare. Occhio all'attacco di Guaiana, che nota il movimento di Musso verso la sua zona, poi Musso va a commettere fallo sull'attaccante dell'Accademia. Arbitro fischia anche un'altra situazione dove va a parlare con Agnello. Tra l'altro lì Melillo aveva chiesto qualcosa di diverso a Guaiana.
Poiena ha risposto: mister, che dovevo fare? Secum, la battuta in mezzo, colpo di testa in calcio d'angolo, è stato anticipato Perricone. Secum parte del suo solito destro, attraversa tutta l'area di rigore. Perricone lamenta il fallo. Niente per l'arbitro. Presunta trattenuta. Perricone rialzato da Amato, due molti esperti del calcio siciliano, quasi coetanei. Amato è più grande, un classe 84, mentre Perricone è un 86. Frisella. Fermato Mattia Terranova. Non è fallo, ma è il fischio che sancisce la fine del primo tempo. 1-1 tra Castellammare e Accademia Trapani. Gara, ok, piacevole, però vive più di episodi. Il gol del vantaggio dell'Accademia Trapani, arrivato al 14esimo con un colpo in aria di Perricone. Situazione da palla inattiva. Ha pareggiato poi il Castellammare al 20esimo su calcio di punizione con Gianni Calagna. In stretta l'aveva toccata, il pallone però si è insaccato alle sue spalle. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora, sempre qui live dal Matranga, per il secondo tempo di Castellammare Accademia. Con Mystery Grow, come si può intravedere dalla maglietta, Serie B, ce l'avete fatta? Ma sì, ce l'abbiamo fatta e sono molto contento dopo un'annata molto faticosa, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E noi ci credevamo pure quando avevamo 7 punti di differenza dalla prima, ci credevamo, quindi il gruppo fa sempre la differenza, perché quando si vincono dei campionati così non è certo la mano dell'allenatore che si vincono solo questi campionati, anche una cosa all'interno del gruppo, i ragazzi erano uno per l'altro, quindi da lì poi anche io come allenatore lavori anche meglio, quindi adesso ci godiamo questa vittoria e speriamo che in futuro continueremo a vincere. Ovviamente potevano esserci due risultati, o vittoria o pareggio. Non è arrivata la vittoria, è arrivato un pareggio, però questa sfida corona appunto tutto quello che è stato il vostro percorso durante questa stagione. Come ha detto la lei, avete fatto una stagione con difficoltà, ma siamo stati bravi a recuperare. Per la partita di oggi ti posso dire che noi siamo arrivati un pochettino scarichi, non so perché, infatti anche io abbiamo esultato, ho parlato con i ragazzi, non lo so quello che avevano, o forse sembrava che già avevano vinto tutte cose. Poi in un campo pure difficile dove non si poteva controllare una palla, dove il pallone scivolava sempre, quindi alla fine quando mancavano 30 secondi, 40 secondi abbiamo deciso di tenere il possesso della palla e non rischiare, perché eravamo pure sempre a 5 palle, quindi a volte uno si deve pure accontentare. merito anche degli avversari, perché facciamo i complimenti a questa società di giovani che ha fatto davvero un'ottima partita contro voi. Ma secondo lei ha potuto giocare un po' l'emotività in questa partita, quindi l'adrenalina di poter raggiungere appunto questo risultato, e quindi anche in campo magari l'emotività è uscita fuori da questi giocatori che sognavano da tutte queste partite la Serie B? Sì, no, motivati. Ovviamente quando giochi una partita di questa, anche se giochi con l'ultima in classifica, se non hai una motivazione rischi di fare brutte figure. Poi capita le giornate storte, che oggi non abbiamo giocato bene come sappiamo giocare noi, capita il campo e rischi di perdere la partita, quindi
i miei ragazzi sono stati grandi e li ringrazierò sempre. Però adesso spazio ai festeggiamenti, appunto sentiamo dagli spogliatoi i cori dei ragazzi, ovviamente è lecita la domanda farla, ma già si sa, è scontata, l'emozione che si è provata a fine partita, che vedrete appunto nei nostri canali di Sportisili, è tantissima. Ma sai bene che questi festeggiamenti è il frutto di una stagione, di un'annata, di tanti allenamenti, di lasciare le proprie mogli a casa da sole, quindi quando poi raggiungi un obiettivo è giusto gioire così, è giusto. Come appunto dicevo al direttore generale Riccardo Scardina, merito dei ragazzi, ma merito di una società, merito di un allenatore che, anche se è arrivato a metà percorso, è stradato sempre più questa squadra verso risultati sempre positivi, che i risultati l'hanno dimostrato. Sì, però ti dico io una cosa, quando sono entrato dentro lo spogliatoio, la prima cosa che ho detto ai ragazzi è stata io in questa squadra non voglio responsabile, quindi ho detto se perdiamo una partita io non me ne assumo solo le responsabilità, ma le responsabilità ci le assumiamo tutti. Se si vince una partita è la stessa cosa, non è l'allenatore che ha vinto perché è bravo, no, siamo bravi tutti, quindi quando si perde, nel mio DNA, quando si perde non si deve trovare un colpevole, si deve soltanto lavorare, come abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto qualche passo falso ma non si è trovato un colpevole, e non ci sarà un colpevole perché poi abbiamo dimostrato che il valore che abbiamo e si è visto alla fine. Solo le grandi squadre possono vincere dei campionati impossibili, perché a 5 giornate alla fine avevamo 7 punti di svantaggio, quindi squadre che ci hanno aiutato, che hanno fermato l'Alcamo è una squadra veramente attrezzata con degli stranieri che gli fanno la differenza, però ho detto noi siamo un gruppo e il gruppo per me è la forza di una squadra. Un'ultima domanda, prospettiva appunto per il futuro, si farà la Serie B, secondo lei appunto mister come può aiutare la squadra, così ovviamente come ha sempre fatto, ma cosa ci vuole in più per affrontare una stagione così come appunto la Serie B, perché è un campionato tosto ovviamente. Sì, però ti dico, ma intanto festeggiamo perché è la cosa più importante oggi e festeggeremo la prossima settimana che avremo una cena, quindi dobbiamo soltanto aspettare. Al momento si vedrà. Poi, come ti dico io, questa squadra per me è pronta per giocare in Serie B e con qualche innesto possiamo veramente fare un bel campionato, secondo me, perché è una squadra che ad oggi può giocare in Serie B anche. È arrivato il saluto anche dal direttore generale, possiamo chiudere così l'intervista. A loro più precisi, più squadra, più pronti a una partita del genere, perché questo era un po' uno scontro diretto da dentro fuori per il round scudetto. Devo dire che a noi è mancata la continuità di giocare partite di questo livello, perché abbiamo giocato solamente nell'ultimo mese 2 partite, una contro Recco, che è una partita che non esiste, e l'altra contro il Savona, dove eravamo senza Davide, che ha ricevuto un colpo che per noi è fondamentale, e senza Wooded. Quindi questa è la prima partita che facciamo dopo 4 mesi senza giocare tutti insieme, una partita fondamentale, quindi ci è mancato un po' la continuità di giocare queste partite qua. Loro vengono da un tour de force di partite importanti dove hanno avuto modo di diciamo, rodare il loro sistema di gioco e sono stati molto più bravi di noi oggi. Tutto ok? Francesco? Ecco Andrea, forse la chiave di volta anche a livello psicologico è stato quel passaggio, rigore sbagliato d'occhione, ribaltamento dell'Ortigia per il futuro. Sì, devo dire che Tempesti ha fatto delle parate importantissime in un momento di partita dove loro in attacco hanno trovato 2 o 3 soluzioni e noi meritavamo magari di fare gol, ma lui veramente si è messo contro un grande campione, oggi l'ha dimostrato, quindi noi potevamo essere magari più precisi ad operare gli schemi che avevamo provato con Win settimana, ci siamo un po' disuniti quando questi palloni non sono entrati e questo è stato il risultato.
Alessandro? Ovviamente ogni sconfitta ha la sua storia a sé stante, quindi è inutile parlare di 3 sconfitte di seguito, però in ogni caso come si riparte, qual è la ricetta? Dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti e qual è il nostro obiettivo. Giocare tra le prime 4 era un sogno per come era iniziata la stagione. Adesso dobbiamo focalizzarci sul nostro obiettivo, che è quello di arrivare in Europa, a giocare l'Europa anche l'anno prossimo. Abbiamo delle partite importanti adesso, abbiamo Brescia dove possiamo toglierci uno sfizio e andare a dare fastidio a una grande che ancora sta giocando la Champions, e poi abbiamo Trieste qua in casa dove dobbiamo dimostrare che siamo squadra e che abbiamo ancora voglia di lottare fino alla fine. Appunto Trieste potrebbe essere l'occasione non tanto del riscatto perché non c'è nulla da riscattare, ma quantomeno per confermare a voi stessi che potete lottare per le coppe europee. Sì, sarà fondamentale perché poi non è che è finita qui la stagione, adesso anche se adesso arriviamo tra quinti o sesti, c'è da giocare contro squadre che venderanno cara la pelle, quindi è fondamentale rialzare la testa, ricordarci quello che sappiamo fare da squadra, non come singoli, ma da squadra, come abbiamo sempre fatto.
È iniziato il secondo tempo di Castellammare Accademia Trapani, 27esima giornata del girone A di eccellenza siciliana, 1-1 il parziale, al gol di Perricone al 14esimo per l'Accademia, ha risposto il calcio di punizione di Calagna al 20esimo, nessun cambio da entrambe le parti con il Castellammare in maglia rossa. 4-3-1-2 per Giuseppe Mione, Manna in porta, Caiozzo, Caronia, Amato e Frisella in difesa, Musso, Mattia Terranova e Milana a centrocampo, Calagna dietro Taibi e Danilo Terranova a disposizione di Paola, il secondo portiere di oggi, poi Cardinale, Chifari, Cina, Gallofaro, Gambino, Messina, Oliveri e Pizzolato. Guaiana, calcia col mancino, esterno della rete. Occasione per l'Accademia Trapani in apertura di secondo tempo con l'ex Simone Guaiana. Accademia con il 3-5-2 di Vincenzo Melillo, Mistretta in porta, Giorgiù, Campanella e Perricone in difesa, Cammereri, Iannazzo, Secum, Agnello e Barracco a centrocampo, in attacco Nolfo e Guaiana. In panchina il secondo portiere Giliberti, poi Marrone, Oddo, Bie, York, Rosato, Saul Castiglione, Anteri e De Benedictis, arbitro, e Alessio Marino della sezione di Acireale, assistito da Gabriel Battista Castelletti di Caltanissetta e Pietro Fardella di Palermo. Partita subito forte dunque l'Accademia Trapani con Simone Guaiana, che si è ritagliato un po' di tempo per concludere, non ha trovato però lo specchio della porta, ci è andato vicino, adesso Nolfo, l'altro attaccante, mette in mezzo sempre col mancino, allontana ma non un po' così, allontana Amato in maniera più decisa, sempre pericolosa l'Accademia, risponde il Castellammare con la velocità, adesso un po' rallentata di Calagna, scivolata di Agnello fuori. In campo anche Aspra e Geraci nell'altro anticipo, 2-1 per l'Aspra. La doppietta di Barbera ha rimontato il vantaggio iniziale di Gonzales. Secondo tempo del Comunale di Bagheria, che è iniziato con qualche minuto in anticipo rispetto a quello del Matranga. Perricone che ha segnato sugli sviluppi di un calcio di punizione, ha colpito di testa il servizio di Secum, in tuffo il centrale di Melillo, che così ha trovato il suo terzo gol in campionato, terzo gol anche per Calagna. Lato Castellammare direttamente sul calcio di punizione, Mistretta stava per togliere quel pallone vicino il palo alla sua destra, lo ha toccato ma si è insaccato comunque e non ha potuto dire di no il trequartista ex Pro Favara. Calagna che prima di questa partita aveva segnato in altre due occasioni nel corso del girone di ritorno. Esattamente nel 5-1 in casa del Mazzara. E poi nel 5-0 contro il Casteldaccia. In entrambi i casi dunque vittorie larghe in quelle occasioni per il Castellammare. Vedremo come si svilupperà invece questo match, molto importante più per l'Accademia Trapani, che lotta per uscire dalla zona play-out. Infatti sta spingendo in questo inizio di ripresa Iannazzo, cross dal lato corto, pallone allontanato di testa, ci prova ancora Perricone, che è praticamente un attaccante aggiunto quando si parla di palloni buttati dentro l'area. Il Castellammare invece si trova al quarto posto in piena zona playoff perché però
molto probabilmente non si andranno a disputare, dato il grande vantaggio in termini di punti che ha la Pro Favara seconda rispetto alle inseguitrici Mazara 46, Castellammare appunto e Unitas Sciacca. Pro Favara che così accederebbe direttamente ai playoff nazionali con l'obiettivo di salire in Serie D dalla porta secondaria. Ricordiamo che domani potrebbe essere un giorno decisivo invece per la promozione in Serie D della Nisa in caso di vittoria a Castelvetrano contro la Folgore e in caso di sconfitta della Pro Favara a Marineo contro l'Oratorio. Due situazioni difficili perché il campo della Folgore è difficile da espugnare, ci è riuscito soltanto il Mazara 46, tra l'altro non molto tempo fa, e invece il Marineo contro le grandi in casa si esalta. La stessa Nisa l'ha messa in difficoltà nel girone d'andata. Qui scontro con Taibi che ha avuto la peggio contro Guaiana. Qui Danilo Terranova calcia storto da buona posizione, finisce fuori il pallone. È arrivata anche la prima chance per il Castellammare, ma in questa ripresa ha pareggiato il Geraci in casa dell'Aspra, Aspra 2, Geraci 2. Pallone in avanti, Nolfo, fuori gioco. Sta lottando tanto Federico Nolfo. Lancio lungo verso la testa di Milana, la mantiene in campo sì, ma per Perricone. Barracco dietro, serie di passaggi, si torna nella zona di Campanella. Pallone morbido, tocco con la mano da parte di Giorgio e calcio di punizione per il Castellammare già battuto, si può andare. Allora Calagna, verticalizzazione per Danilo Terranova, risponde in stretta, attenzione al pallone che rimane in aria, il gol del Castellammare che si riporta in vantaggio per la prima volta lungo il corso di questo pomeriggio. Il gol da parte di Dario Taibi, il secondo consecutivo dopo quello all'Athletic Palermo, alla seconda consecutiva da titolare. 2-1 la squadra di casa, la ribalta. Tutta la gioia di Dario Taibi e anche per lui sono 3 in campionato come tutti i marcatori di oggi. Ma che stiamo combinando? Questa la domanda alla sua squadra da parte di Vincenzo Melillo, l'allenatore dell'Accademia Trapani. Un pallone vagante in area ha premiato l'arrivo di Taibi. Adesso Perricone parla con l'arbitro. Camareri, cross in mezzo, sfilano tutti, il tocco di Agnello che prova a calciare anche da terra. Secum, ancora Camareri, si allunga, altro cross morbido, Agnello prova di testa, non riesce
a spingerla, poi Cammareri la colpisce lui e si trova in fuorigioco. Nonostante un buon avvio da parte degli ospiti, il gol lo ha segnato il Castellammare. Occhio allo spazio che c'è lungo la fascia di sinistra, Frisella, cross troppo forte, arriva dall'altro lato, Calagna non la vuole toccare né lui né Barracco, alla fine si prende però la rimessa. Agnello, passaggio per Barracco, che termina però in fallo laterale. Agnello, pallone lungo, lo colpisce di testa Caronia. Iannazio sfida Frisella, anche Cammarelli che la mette in mezzo, Manna anticipa Nolfo che era lì davanti la porta, insiste la squadra di Vincenzo Melillo. Secum, c'è il fallo di Calagna, calcio di punizione. C'è anche il giallo per Calagna, il primo della partita. E allora punizione per l'Accademia. E Perricone si può sicuramente preparare. In questo momento la classifica vede l'Aspra agganciare il Fulgatore al terzultimo posto, allungando di conseguenza sul Mazzara. Questo nella precedente situazione. Perricone di testa oltre la traversa, adesso con il pareggio del Geraci Aspra che stacca il Mazzara a +2, dunque a partire dal basso Mazzara 17, Aspra 19, Fulgatore 21. Cambio nell'Accademia Trapani, entra Dembabier e questa è una grande notizia in casa Accademia Trapani, prende il posto di Iannazio. Il ritorno in campo del centrocampista gambiano, non giocava dal 28 ottobre, quando l'Accademia Trapani perse in casa contro la Nissa. È tornato dunque in maniera definitiva, a questo punto da un lunghissimo stop. Anche lo stesso Melillo può valutarlo sotto la sua gestione, perché è stato titolare sia nella prima parte di quest'annata sia l'anno scorso in promozione con la maglia dell'Accademia Trapani.
calcio d'angolo però per il Castellammare, pallone in mezzo, Nolfo ancora fuori. Pallone in mezzo, colpo di testa lieve di Taibi, la prende Mistretta. Non l'ha presa benissimo, comunque c'è stata una deviazione a sporcare la traiettoria di Dario Taibi, autore del gol del 2-1, che ha permesso alla Castellammare di portarsi in vantaggio al 54esimo. Bie, primo pallone per lui, Guaiana, allarga tutto da Cammareri, c'è il movimento di Guaiana, invece Cammareri va al cross in mezzo, Barracco ripropone dietro, Bie col mancino, respinto il tentativo del subentrato, Secum calcia stavolta lui, a lato. Subito propositivo Demba Bie, primo cambio anche nella Castellammare, pronto ad entrare Torre Messina. Uno degli elementi importanti per Giuseppe Mione, oggi è partito dalla panchina, c'è anche un secondo cambio, entrerà anche Chifari, che debutta così con la maglia del Castellammare. Dentro dunque Messina e Chifari al posto di Musso. Adesso vi confermeremo anche l'altra pedina che è uscita. Guaiana davanti, Manna lo batte, il gol di Simone Guaiana dell'ex 2-2 dell'Accademia Trapani. Non esulta l'attaccante classe 96 ed è tutto in parità. Per Guaiana sono 4 in campionato. L'ultimo lo segnò all'Aspra il 18 febbraio. Dunque è nuovamente parità al Matranga. È ancora Guaiana che allarga per Bie. Passaggio che stava arrivando ad Agnello. Un po' solo nella zona verso il lato mancino assieme a Anolfo. Giù Taibi e fallo. Sembra essere uscito assieme a Musso Milana nel Castellammare. Dunque 2 cambi a centrocampo. Dunque parità sia qui al Matranga che al comunale di Bagheria tra Aspra e Geraci.
Punizione per l'Accademia, battuta da Secum. Cammareri scambia con Bie, trattenuto da Frisella, fallo. Pallone proposto al centro, allontanato da Messina, Campanella di controbalzo, arriva Cammareri che aspetta il rimbalzo del pallone, anche Frisella in pressing, ultimo tocco di Cammareri che voleva il fallo assieme a Melillo dalla panchina. Rimessa laterale per l'Accademia, sì, è uscito Milana nel Castellammare, pallone in mezzo di testa per Riccone, a lato. Chiede calma Melillo alla sua Accademia Trapani, braccia conserte invece per Giuseppe Mione. In questo momento Calagna viene lanciato in profondità, in fuorigioco, però si è alzata la bandierina dell'assistente arbitrale. In classifica il Geraci è a +1 dalla zona playout, 29 punti. Dentro la zona playout il Casteldaccia a 28, che però giocherà domani. L'Accademia Trapani è a 27, Purgatorio 21, Aspra 19, Guaiana giù, Nolfo calcia, non c'è nulla inizialmente. E c'è calcio di rigore per l'Accademia Trapani, fallo. E adesso ci può essere il controsorpasso. Una delle due braccia dell'arbitro era coperta dallo suo stesso corpo, quindi poteva essere anche la segnalazione del calcio d'angolo. E calcio di rigore invece per l'Accademia Trapani e batte Perricone che punta alla doppietta. Melillo parla con Campanella e Barraco. E allora possibilità del 3-2 con Aldo Perricone dal dischetto. Parte Perricone all'angolino, batte Manna e fa 3-2 per l'Accademia Trapani. E doppietta per il centrale. E così la squadra di Melillo si riporta in vantaggio. Spray nel frattempo per Simone Guaiana. È la prima volta in carriera che Aldo Perricone fa una doppietta. È arrivata oggi in questo scontro salvezza importante.
contro il Castellammare. Sono dunque 4 i gol in questo campionato. Ne ha fatti 5 l'anno scorso in promozione, più altri 2 nella Coppa di categoria. Ma oggi al Matranga ci sono ancora 20 minuti da giocare. Anche il Castellammare vorrebbe il calcio di rigore, pallone spazzato via. Con questo gol l'Accademia Trapani aggancia il Geraci a ridosso della zona playout, 29 punti per entrambe. Il Geraci però è avanti nella classifica avulsa. Dunque Casteldaccia momentaneamente scavalcato a 28 punti. Lo ricordiamo, giù Fulgatore 21, Aspra 19, Mazzara 17. Nella zona retrocessione diretta Messina non passa il suo pallone lungo, si prende però la punizione. Danilo Terranova fino in fondo, cerca il traversione respinto. Nolfo allarga da Guaiana, deve fronteggiare Caronia. Il pallone però finisce in fallo laterale. Pronto il terzo cambio in casa Castellammare, entrerà Gambino. Calagna, Cagliazzo, Taibi la prende e si prende anche la punizione. Rimane giù l'attaccante del Castellammare. Gambino è un difensore. Pronto ad entrare. Classe 2005. Il sostituto non l'ha presa benissimo, ovvero Cagliozzo, che torna direttamente negli spogliatoi calciando via le borracce d'acqua. Punizione per il Castellammare, batte Calagna contro la barriera 5, Calagna gira sul fondo il mancino. Bie anticipa lui il pallone, Camareri, lancio lungo verso Nolfo, esce Manna. Ultimo quarto d'ora per il Castellammare. Messina, Calagna gira, il cross in mezzo, Mistretta.
Nolfo, pressione da parte di Gambino, calcio di punizione. Seconda presenza quest'anno con il Castellammare da parte di Gambino, la prima contro il Casteldacci, quel famoso 5-0, era entrato negli ultimi 5 minuti. Oggi molti minuti in più per lui. Colpo di testa all'indietro di Guaiana, facile per Manna. Messina si è preso il centro del campo. Gambino sale, mette poi si chiarisce con Agnello. Perché è arrivato dalle giovanili del Licata, squadra di Serie D, cresciuto anche nell'Academy di Giacomo Tedesco a Palermo. Sale però qui l'Accademia con la svirgolata fuori di Caronia, calcio d'angolo. Un po' di spray per Agnello dopo il contrasto di poco fa. Chiede uno sforzo in più nei suoi confronti Melillo. Angolo Accademia, Secum, secondo palo, Manna con un guanto solo, Barraco, alto. Scontro con Gambino e Guaiana protagonisti. Tutto risolto. Guaiana, Bie, sale lui, si ferma, gira nella zona di Agnello, mancino morbido, secondo palo, stava andando a staccare Nolfo, poi in Bie si stava coordinando, ha finito per ritornare sui suoi passi, lasciando il pallone. Cross in mezzo, allontana Campanella, Danilo Terranova, vuole provarci il Castellammare per evitare la sconfitta, perde più in casa, ottimo pallone di Calagna per Chifari, c'è il fischio dell'arbitro, fuori gioco. Di testa Guaiana, pallone buttato fuori. Letteralmente, perché è sceso giù negli spogliatoi. Altro fischio, altro fallo, altri 10 minuti da giocare.
Calagna. Arbitro ferma ancora una volta il gioco. Battuta del calcio di punizione. Cammareri, controllo non perfetto. Calagna insiste il Castellammare, la vede all'ultimo Danilo Terranova, fermato dalla difesa dell'Accademia. Messina, cross, Mistretta. Partita un po' spezzettata nell'ultima fase giocata. Manna se la chiama, esce addirittura colpendola con il ginocchio, il tiro dalla distanza da parte di Nolfo. Finisce fuori. In circostanze del genere bisogna essere veramente, veramente bravi a trovare la porta. Non capita tutti i giorni. Qui giocata di Gambino. Si prende anche il calcio di punizione. Già battuta. C'è il fuorigioco di Taibi. L'arbitro voleva inizialmente guardare la situazione in cui è stato coinvolto Gambino, poi c'è stata la battuta immediata della punizione. L'arbitro non poteva fermare, dato che la battuta in questo caso è consentita. Pronti due cambi. Nel Castellammare entreranno Gallofaro e Oliveri. Ci sarà dunque il debutto per Gallofaro. Invece per Oliveri sarà una presenza in più con la maglia del Castellammare. Allora ci siamo. Esce Amato. Entra Gallofaro, classe 2006. Cresciuto nel football Castellammare, scuola calcio di Castellammare del Golfo. È uscito Frisella, è entrato Oliveri. Il passaggio dietro riesce, ma la recupera l'Accademia. Nolfo deve un attimo fermarsi per far salire i compagni ai suoi fianchi. Guaiana. Die, adesso Nolfo, Secom. Nel lancio per Baracco, la colpisce di testa Schifari, è rimessa laterale. C'è cambio però nell'Accademia Trapani. Entra Oddo. Esce Agnello.
applaudito dai tifosi dell'Accademia. Classe 2006. Uno dei tantissimi prodotti del settore giovanile dell'Accademia Trapani. Cambio rimessa, troppo tempo. Messina resiste contro la pressione di Oddo, a un certo punto il pallone esce, ma poco prima c'è stata la punizione a favore della Castellammare. Movimento senza palla di Mattia Terranova, adesso Calagna, serve dietro Messina, in anticipo ha cercato l'intervento Mbie, la rimessa laterale, Mbie ci mette la gamba, mette fuori. Ancora Mbie che gioca con il pallone, viene lanciato a Nolfo, spallata, è uscito fuori però. Meno di 3 minuti e sarà recupero. Accademia avanti sempre grazie alla doppietta di Perricone, secondo gol su calcio di rigore. Cambio nell'Accademia, si va adesso. L'arbitro dice a Melillo dimmelo un po' prima. Si va comunque con l'ingresso da parte di Anteri. Esce Nolfo. Cambia nulla dal punto di vista tattico. Grande prova di sacrificio da parte di Federico Nolfo, è stato anche vicino al gol. Dentro Anteri che dopo essere arrivato dal Mazzara in inverno è stato titolare con Amoroso in panchina anche per una serie di infortuni a cui è andata incontro l'Accademia Trapani. Poi con Melillo c'è stata la coppia formata da Guaiana e Nolfo che ha fatto sedere Anteri in panchina. Mbie cerca di calciare, si ritrova però il pallone su di sé. Allora niente, ancora Danilo Terranova, serie di giocate, c'è l'intervento di Barracco, falloso, c'è punizione per il Castellammare che adesso fa salire i propri uomini alla ricerca del pareggio. Danilo Terranova si prende il giallo perché calcia con veemenza. Volendo battere subito la punizione. Cerca spiegazioni Capitan Caronia. Fischia! Siamo dentro il tempo di recupero. Batte Messina questa punizione.
con il recupero anche di Aspra Geraci, sempre solo 2-2. Parte Messina, in mezzo doppio colpo di testa, Danilo Terranova anticipato, schiaccia Mattia Terranova, svilgola così Giorgio di testa per Ricone e spazio subito dopo. Pallone giù, Caronia allarga prontamente. Lancio profondo, tocco di prima, direttamente fuori. Colpito sul volto, Guaiana. Secondi preziosi per l'Accademia Trapani. Sekum parte di testa, mette fuori Chifari. È finita adesso a Bagheria 2-2 tra Aspra e Geraci, un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre. Guaiana di testa verso il nuovo entrato Anteri. La leva via però Galofaro. Cammareri. Bie. Aspetta soltanto il fischio finale. L'Accademia Trapani. Secum in profondità. La giocata provata da Anteri. Si riesce il cross, oltre la traversa, nessuna deviazione secondo l'arbitro. Pallone fuori, è rimessa per l'Accademia Trapani, sempre più vicina a questa vittoria. La quarta, con Vincenzo Melillo in panchina, in una striscia di 7 partite della nuova gestione della squadra ospite. Il primo cambio in panchina della storia dell'Accademia Trapani, da Amoroso a Melillo. Guaiana la tiene fino in fondo, ma è ufficiale il 3-2 esterno dell'Accademia Trapani in casa del Castellammare. Una vittoria preziosissima in chiave salvezza, arrivata grazie alla doppietta di Aldo Perricone, difensore classe 86. Il secondo gol su calcio di rigore. Accademia Trapani che dunque si va a prendere questi 3 punti importantissimi, salendo in classifica, agganciando così il Geraci a ridosso della zona playout. Geraci 29, Accademia Trapani 29. Domani di scena il Casteldaccia con 28 punti, più giù Fulgatore a 21, Aspra 19. In zona retrocessione diretta il Mazzara a 17. Dunque è la terza sconfitta consecutiva in casa per il Castellammare. Oggi di diverso ci sono stati i gol rispetto
alle partite con Nissa e Pro Favara. Non è arrivato però il risultato vincente, dunque successo fondamentale per l'Accademia, che così crede ancora in questa salvezza diretta. Prossimo weekend il Castellammare giocherà nuovamente in casa contro il Fulgatore. L'Accademia Trapani invece ospiterà l'Unitas Sciacca. Parlano Giuseppe Mione e Simone Guaiana, loro che hanno lavorato assieme nella stagione 19-20 proprio qui a Castellammare del Golfo. È tutto dal Matranga, grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geracci.